Siamo ora nella palestra riabilitativa, dimostreremo 3 esercizi che utilizziamo nei nostri protocolli per la rieducazione funzionale della tendinopatia nello sportivo, in particolare nel runner. Allora, adesso abbiamo questa panca dove io mi metterò disteso, ok? Allora, abbiamo un elastico, come vedete, è un elastico terapeutico, un TheraBand. Come vedete, posizione sulla panca, che non è la panca fit, ma è una panca particolare a doppia possibilità di elevazione, quindi per ogni singolo arto un'elevazione diversa. Paziente semisupino, in quanto le gambe vengono elevate a circa una trentina di gradi, l'elastico che prende gli avampiedi e tirando con le braccia e le mani a sé, i piedi esercitano una flessione plantare che viene resistita dalla controforza dell'elastico. Questo è un esercizio di tipo eccentrico ed è l'esercizio funzionale migliore per fare potenziamento e rieducazione per il tendine. Possiamo vedere un'altra variante dell'esercizio, elastico messo in tensione e il piede che fa sempre delle flessioni plantari, ed è un'attività che a livello del tendine si sente molto, quindi è una vittoria della flessione plantare però resistita dall'elastico, ed è proprio l'esercizio eccentrico, fondamentale nelle fasi riabilitative del, per esempio, tendine d'Achille. Un altro protocollo molto valido per le tendinopatie riguarda l'utilizzo delle pedane vibranti. Noi utilizziamo una pedana vibrante a 10G, sono 10 G di vibrazione verticale, una pedana sussultoria, molto utile per fare un lavoro di tipo eccentrico associato al lavoro di vibrazione sussultoria. Ci si pone in questo modo qua, leggero pretensionamento del tendine, in questo modo mi vibra la voce, vedete, è proprio una pedana sussultoria, si fa un allungamento resistito, quindi sempre un lavoro eccentrico che può essere fatto anche singolarmente, col singolo tendine, come vedete, o addirittura nelle fasi successive partendo dalla pianta e andando giù.